Eccoci al termine della 19ª di campionato, Hockey Sarzana contro Trissino, partita che termina 1-3, però il risultato sicuramente non rispecchia la partita che è stata. Sarzana che ha trovato il vantaggio, l'1-0, e che poi è riuscito a gestire per tutto il primo tempo e per un buon inizio del secondo tempo. Poi quell'1-1 e il 2-1 su punizione di prima del Trissino e alla fine a porta vuota il 3-1, insomma un Sarzana che però si è dimostrato alla pari e poteva davvero strappare dei punti importanti contro un Trissino che in campionato sta dominando. Siamo con Simone Corona, questa sera veramente sei riuscito a gestire quell'1-0 pesantissimo. Come hai visto la partita, come hai visto la squadra stasera? È sempre difficile, abbiamo più bisogno di punti che di belle prestazioni. Stasera sicuramente le cose dovevano venire a braccetto, cioè sono partite che puoi vincere giocando male, contro il Trissino per vincere devi giocare bene. Dispiace perché ogni volta le occasioni fanno la differenza, sull'1-1 sbagliamo una punizione di prima, loro fanno il gol su punizione di prima. È difficile, è sempre difficile venire qua a parlare perché anche quando giochiamo bene raccogliamo poco e quest'anno, ripeto, è un'annata così. Noi lo sappiamo, ora abbiamo una partita a Grosseto che è importante, poi ci sarà il Forte, è un calendario anche complicato, ma se giochiamo come stasera sicuramente almeno possiamo rendere cara la pelle con tutti. Poi se arrivasse qualche punto diciamo che verrei qua con un altro sorriso e con più spirito, però oggi se devo vedere il bicchiere è sicuramente tre quarti pieno perché veramente sono mancati solo i punti, ma era una partita dove era quasi impossibile pronosticare punti.